Il rischio? Affidarsi a imprese convenienti sulla carta, ma che poi diventano spesso una spesa aggiuntiva per riparare un lavoro fatto male, perché la trappola dell'impresa alla qualunque è sempre dietro l'angolo. E io pago! Dei rischi che corrono privati e imprese sono ben consapevoli ANCE Veneto, Gruppo Giovani e sezione edile di Confindustria Vicenza, che hanno organizzato una serie di incontri, il primo oggi a Palazzo Bonillongare, proprio per mettere in guardia sui pericoli di una scelta sbagliata in un settore dove la concorrenza è tanta, come tanta è in alcuni casi l'improvvisazione. Nel momento in cui si contrae un appalto può durare 2 mesi, 6 mesi, 2 anni e quindi si crea una sorta di fidanzamento con l'impresa di costruzioni. Quindi quando noi ci fidanziamo, guardiamo la persona che abbiamo davanti, vogliamo stare bene con lui. ANCE ha redatto un vero e proprio vademecum, 10 consigli pratici che è bene tenere a mente quando si decide di affidare un intervento in casa o in azienda. Dalla storia della ditta alla sua solidità, dalla struttura ai precedenti lavori fatti, dalle garanzie alle certificazioni. Sono informazioni che, nell'ottica della trasparenza, un'azienda seria deve essere in grado di fornire senza problema alcuno. Non scegliere sulla base unicamente del prezzo. Il finto risparmio iniziale non è l'effettivo risparmio. L'invito è chiaro: che si tratti di un piccolo o di un grande intervento, l'impresa alla qualunque è bene evitarla accuratamente per non doversene pentire quando sarà troppo tardi. E io pago!